Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Dal costume al piumino dopo un'estate allungata, anche in Sicilia è arrivato il freddo. Temperatura in picchiata sia nell'entroterra che lungo la costa. Si appropriava dei soldi dei condomini che gestiva per giocarli online. Arrestato amministratore di Palermo, sequestrati 197.000 euro. La favola a lieto fine di Jacopo, a 11 anni, ha vinto una forma rara e fulminante di leucemia e si riaffaccia al mondo pieno di speranze. Dopo la bocciatura delle autorità anticorruzione sulla gestione del servizio di elisoccorso, la Regione ha ora 60 giorni di tempo per correre ai ripari. Il dibattito sul ponte e sullo stretto a Messina, il Movimento 5 Stelle ha promosso un confronto sulle alternative all'opera. La musica è finita, Ornella Vanoni lascia il suo pubblico all'età di 91 anni, l'omaggio ad un'icona della musica italiana che ha conquistato anche giovani interpreti, siciliani compresi. Calcio, tra poco il Palermo in campo a Chiavari contro l'Entella, pochi dubbi di formazione per Inzaghi che sprona la squadra, adesso dice serve una reazione. E Catania domani attende il Latina al Massimino, tante assenze in difesa, pronto Allegretto, in mediana spazio a Corbari, dobbiamo partire forte, dice Toscano. La Sicilia come il nord Italia dopo un'estate allungata, anche da noi è arrivato il freddo, temperatura in picchiata sia nell'entroterra che lungo la costa. Sentiamo Francesco Triolo. In Sicilia non fa mai freddo, invece non è così. No, non è così assolutamente, anzi sta arrivando il freddo, lo sentiamo, lo avvertiamo, però meno male perché serviva. Vedere insomma le luci di Natale ancora spente e vedere questa atmosfera ti porta un po' al Natale finalmente. Ombrelloni e costumi possiamo metterli da parte. Il freddo è arrivato anche in Sicilia. Al nord imbiancato noi rispondiamo così. Eccolo l'Etna adesso con la cima piena di neve. Ma la colonnina di mercurio è crollata in picchiata anche nella fascia costiera. E pensare che fino a qualche giorno fa c'è chi era al mare. Pur amando il caldo, sicuramente il freddo serve anche per la natura. Non va bene questo cambiamento climatico, saremmo troppo africani altrimenti. Da noi è così, magari fra una settimana torniamo un po' sul clima un po' più mite. A infierire anche un vento gelido che fa percepire ancora di più le basse temperature. Un brusco calo che ci ha fatto passare dai 25-28 gradi di pochi giorni fa alle attuali temperature da brivido. In alcune zone all'alba il termometro indicava meno di 10 gradi. Situazione simile in tutta l'isola, da Palermo a Siracusa, da Messina ad Agrigento. Questi forti venti occidentali stanno determinando anche forti mareggiate su tutte le coste siciliane, in particolare su quelle occidentali. E in effetti dicembre è alle porte e c'è grande voglia di Natale. Cosa c'è di meglio per godere di albero, panettone e giochi di carte, di un bel plaid sul divano? Anche se ancora è troppo presto per sapere che tempo farà per le feste, intanto la granita viene sostituita da una bella cioccolata. Sì, calda. Il servizio era di Francesco Aloi, si appropriava dei soldi dei condomini che gestiva per giocarseli online. Arrestato un amministratore di Palermo, Marco Gullà. I soldi dei condomini per le scommesse online, dal poker alle partite di calcio. Un amministratore di condominio palermitano finisce agli arresti domiciliari. Il 50enne Giovanni Sciacca è indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. All'apice della sua attività gestiva una trentina di edifici, soprattutto nella zona della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari ha disposto anche il sequestro preventivo di 197.000 euro, profitto dei reati contestati. Le indagini della Guardia di Finanza sono partite dalle querele di 5 rappresentanti di altrettanti condomini. Si erano accorti degli ammanchi di denaro al momento del passaggio fra il vecchio e il nuovo amministratore, soprattutto nel periodo tra il 2015 e il 2023. Sciacca, falsificando i rendiconti delle varie spese condominiali, avrebbe di volta in volta generato un surplus di denaro che veniva poi dirottato su rapporti bancari personali e su conti
Gioco a Malta, dove marito e moglie effettuavano scommesse online. I soldi quindi dei condomini venivano quindi reinvestiti sulle scommesse. E così è emerso un grave quadro indiziario in merito ai reati contestati di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Grave incidente sulla Catania-Siracusa in direzione Catania, all'altezza dello svincolo di Lentini. Si sono scontrati due camion che hanno perso il carico che trasportavano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Ed ora vi raccontiamo la favola a lieto fine di Jacopo. A 11 anni ha vinto una forma rara di leucemia e si riaffaccia al mondo pieno di speranze. Sentiamo Tonino De Mana. La battaglia è stata dura, però Jacopo hai vinto. Sì, ho vinto. Ha vinto Jacopo, ha vinto il guerriero Jacopo, affiancato dal suo eroe, papà Dario. Insieme hanno sconfitto la leucemia, rara e fulminante, almeno così era stato detto 11 mesi fa. Il mondo che ti crolla addosso, le luci del Natale 2024 che si spengono all'improvviso, ma che accendono altre luci, quelle interiori, che mai si spegneranno. Il suono della campanella, simbolo di guarigione, è l'epilogo di questa favola al lieto fine. Jacopo, qual è il momento più bello? La cena con Marilina, che è la mia infermiera del cuore, dove gli ho regalato l'anello. È il marito di Marilina? Gli ho mandato un messaggio e gli ho detto che non dovevo essere geloso. Qual è il momento che tu vorresti cancellare? Nessuno. Perché? Perché è stata un'esperienza tutta bella. Cosa hai provato quando hai suonato la famosa campanella di guarigione? La vendetta contro la leucemia. Le grandi vittorie non capitano mai per caso. Dietro ci sono uomini veri, papà coraggiosi, in grado di ribaltare la storia. C'è una maglietta significativa che dice: papà, perché io? D'impulso quella sera gli ho risposto a Jacopo che lui fosse l'unico che potesse vincere, e da lì è partito il nostro viaggio, la nostra consapevolezza nell'affrontare appunto questa tempesta. È una vita che scorre all'interno di un contesto grigio, ma abbiamo cercato di renderlo a colori, dalla festa di Carnevale dove ci siamo vestiti io da Superman e Jacopo da Iron Man, e abbiamo portato i giocattoli ai nostri stessi compagni di reparto. Il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania e Wonderland hanno coccolato Jacopo. Wonderland sicuramente è stata la seconda casa di Jacopo, che lo ha accompagnato in questo percorso sia da un punto di vista riabilitativo, ma anche dando un supporto psicologico, emotivo sia al padre che al bambino, anche se loro sono già resilienti e forti di suo. Leucemia Jacopo 02. Sì, Jacopo ha vinto, anzi ha stravinto. E tanti auguri a Jacopo e al suo papà. Dopo la bocciatura dell'autorità anticorruzione sulla gestione del servizio di elisoccorso, la Regione adesso ha 60 giorni di tempo per correre ai ripari. Orazio Longo. È evidente il permanere delle difficoltà della regione Sicilia nel suo complesso, sia come stazione appaltante sia come CUC, ravvisabili probabilmente in scarse capacità organizzative ed in competenze poco adeguate. Sono parole pesanti, quelle dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che con la delibera 444 ha bocciato il sistema elisoccorso in Sicilia, contestando 5 proroghe e 2 bandi del 2025. Secondo ANAC ci sarebbero gravi profili di legittimità e suggerisce caldamente un'eventuale aggregazione della committenza con altre regioni attraverso l'adesione a convenzioni attive. L'attività di vigilanza avrebbe evidenziato la violazione del divieto generale di proroga dei rapporti negoziali con le pubbliche amministrazioni, non esimendo la motivazione della necessità di garantire l'esecuzione del servizio. Non basta avviare le attività prodromiche al rinnovo, dice ANAC, bensì occorre che il provvedimento di rinnovo sia emanato. Ora il tempo stringe, la Regione dovrà entro 60 giorni comunicare le determinazioni assunte riguardo al contratto in scadenza il 31 dicembre. E se per la centrale Caltanissetta Catania c'è ancora un po' di tempo, visto che per 30 mesi l'elisoccorso sarà gestito da Alidaunia, per le basi di Palermo e Lampedusa e di Messina e Pantelleria si dovrà fare in fretta per evitare di mandare in tilt l'assistenza sanitaria, con la certezza che ulteriori proroghe non sono più possibili. E parliamo ancora del ponte sullo Stretto. A Messina stamattina il Movimento 5 Stelle ha promosso un confronto sulle alternative all'opera. Sentiamo Francesco Triolo. Se
Se il progetto del ponte non sta in piedi, dobbiamo immaginarci un attraversamento più funzionale, più sostenibile e chiaramente realizzabile? Io penso proprio di sì. È una delle tante domande delle tappe di avvicinamento alla grande manifestazione di sabato prossimo. L'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle ha voluto rilanciare l'idea e le proposte di una alternativa al ponte sullo Stretto di fronte allo stallo che l'opera sta vivendo dopo il doppio parere negativo della Corte dei Conti. Più traghetti, treni più corti, il potenziamento delle flotte, collegamenti integrati con il Frecciarossa. Queste le proposte tecniche rilanciate questa mattina. La cosa che emerge chiaramente è che il traffico Sicilia-Continente negli ultimi 30 anni è esploso, è aumentato moltissimo, mentre il traffico ferroviario è peggio che dimezzato. Tutto il traffico, praticamente l'aumento del traffico è sul vettore aereo e il traffico invece di attraversamento dello stretto, perlomeno negli ultimi anni in cui ci sono i dati completi disponibili, è rimasto all'incirca stabile. Il progetto può portare ad avere in tempi davvero molto brevi un'alta velocità che arrivi in Sicilia intervenendo sul materiale rotabile e sul navio, perché da sempre c'è comunque la consapevolezza che treni ad alta velocità di una lunghezza congrua per poter essere accessibili alle navi, e navi sviluppate proprio per questo tipo di treno possono portare l'alta velocità in Sicilia, possono far sì che anche i treni siculi usufruiscono dell'alta velocità. E, come dire, siamo tornati ai tempi berlusconiani dove si parla del ponte e non si guarda tutto il resto. Ancora un grave incidente sulla Palermo-Sciacca intorno al chilometro 44, all'altezza dello svincolo per Camporeale. 3 le auto coinvolte nello schianto, il bilancio è pesantissimo, un morto e 3 feriti secondo una prima ricostruzione. Un'auto che percorreva la carreggiata in direzione Sciacca ha invaso la corsia opposta centrando una Peugeot e una Fiat 500 che procedevano in direzione Palermo. Aggiornamenti e immagini anche nelle prossime edizioni. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. E oggi alle 14.30 su Telecol andrà in onda Il Punto, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Luca Ciliberti. Tra i temi l'inchiesta Cuffaro, la sfiducia a Schifani. Luca ci ha raggiunto qua in studio, come sempre tanti ospiti. Tanti ospiti, oggi scontro interno alle forze di opposizione, non si capisce, qui insomma cercheremo di capirlo durante il programma. Ci sarà con noi Cateno De Luca che nasce oppositore al governo Schifani, poi insomma lo appoggia su certe questioni, adesso lancia il suo governo di liberazione, il suo programma di liberazione della Sicilia. Cercheremo di capirlo. Con Cateno De Luca ci sarà il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, Nuccio Di Paola, Fratelli d'Italia sarà rappresentata da Alessandro Porto, e poi la sinistra, che è quella che sta conquistando più consensi in questo periodo, che è AVS, quindi rappresentata dal segretario regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto. Si parlerà dei temi che hai appena detto, ma anche della qualità della vita. Ne parleremo anche con il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano, che diciamo sarà tra gli ospiti della rubrica di quest'anno, la nuova rubrica di quest'anno, che è l'opinione, e poi insomma giornalisti, commentatori, insomma tutto all'interno del programma Il Punto, insomma, che lasciami dire sabato scorso ha registrato grandi numeri, quindi insomma speriamo di continuare, diciamo, a belle spiegate. Congratulazioni, ricordiamo appunto in onda dopo il TG e domani in replica alle 14 su Antenna Sicilia. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, servizi gratuiti per chiunque abbia a cuore il proprio benessere psicologico. Il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Ragusa e Modica lanciano una campagna di sensibilizzazione. Veronica Barbarino. Raggiungere i cittadini attraverso linguaggi alternativi, come la musica, per abbattere i pregiudizi e favorire percorsi di cura per il benessere mentale. È l'obiettivo della campagna promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Ragusa e dall'Unità Operativa Complessa di Psichiatria di Modica. Oggi in Italia una persona su 4 sperimenta un disturbo mentale nel corso della vita e tra i giovani l'incidenza è in costante crescita. Il 20% degli adolescenti infatti ne è colpito, spesso prima dei 18 anni. E in Sicilia la situazione non è diversa. La regione Sicilia non differisce statisticamente rispetto al resto dell'Italia, diciamo che si comporta come le altre regioni, quindi sappiamo che c'è un altissimo numero rispetto alla popolazione generale di persone che sperimenta il disagio mentale, si parla addirittura di un 25% lifetime.
secondo alcune statistiche potrebbe raggiungere anche il 40% se consideriamo i disturbi minori. Preoccupa il dato secondo cui meno del 2% delle persone interessate si rivolge ai servizi psichiatrici, compromettendo la propria vita e la serenità della famiglia. Riconoscere il proprio disagio non è segno di debolezza e sapere di non essere soli è il primo passo verso il recupero del benessere. Il servizio è presente sul territorio, è dislocato sui comuni anche più piccoli proprio per testimoniare ai cittadini che vivono l'esperienza di un disagio mentale che non sono soli del tutto. L'accesso è libero e si viene senza ricetta e non si paga il ticket. Chiedere aiuto è quindi possibile. 75 coltellate in scena hanno aperto le 2 opere associate al dramma del femminicidio e che hanno inaugurato la stagione lirica del Teatro Massimo di Palermo. Un momento drammatico e brutale che attraverso la visione del regista Silvia Paoli salda 2 opere diverse, Aleco di Rachmaninov e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. 2 spettacoli che vogliono invitare alla riflessione sul presente e sul tema della violenza sulle donne, in vista fra l'altro del 25 novembre, data che vuole ricordare appunto tutte le iniziative contro la violenza sulle donne. La musica è finita, Ornella Vanoni ha lasciato il suo pubblico all'età di 91 anni, allora noi vogliamo rendere omaggio ad un'icona della musica italiana, una donna libera, ironica e coraggiosa, Eva Spampinato. Bella non è tutto, è affascinante, è una volta letto deve essere importante. Come raccontare oltre 70 anni di carriera, 91 anni di vita vissuta pienamente fino alla fine, 55 milioni di dischi venduti e canzoni diventate icone. Come icona era lei, Ornella Vanoni, che è andata via così dopo un malore nella sua casa di Milano, con la leggerezza che l'ha accompagnata per tutta la vita. Forse possiamo partire in questo breve omaggio proprio dalla fine. Tanto amore che vai via, ascoltami stasera. Solo una donna come Ornella Vanoni a 90 anni suonati poteva riuscire ad esplodere in una nuova popolarità. Le collaborazioni con i giovani artisti, da Mahmood ad Elodie, la sua presenza in TV, la sincerità nelle interviste hanno conquistato un pubblico anche giovane, portandola ad essere di nuovo al centro dell'attenzione. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E poi la sua ironia, quella che esprime ancora una volta in una canzone e in un video recente con i siciliani, con i titoli di coda accompagnati dalla sua musica. La musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma e ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo poi con la pagina sportiva perché il Palermo tra poco sarà in campo a Chiavari, mentre il Catania domani attende il Latina al Massimino. A tra poco. Siamo al calcio, tra poco il Palermo in campo a Chiavari contro l'Entella, pochi dubbi di formazione per Inzaghi che sprona la sua squadra, adesso dice serve una reazione. Ripartire è il diktat del Palermo per la partita di oggi pomeriggio a Chiavari contro l'Entella. Rosanero in crisi di risultati e forse anche di identità. Occorre una sgommata, ne è consapevole il tecnico Pippo Inzaghi. Ogni partita sia importante, adesso fare tante chiacchiere, oggi essere qui a dire chissà che cosa, io penso che dobbiamo tornare a fare quello che siamo capaci di fare, che abbiamo fatto vedere per tante partite. Per cui mi auguro che la squadra dia una grande risposta sul campo, anche perché ci saranno tantissimi tifosi e dobbiamo ripartire. Definitivamente recuperati Joronen e Bani che saranno titolari, out Gomez, Giasi e Ranocchia, chance dal primo minuto per Blen assieme a Palumbo e Segre in mezzo al campo. La partita le sappiamo il campo, ma a me mi interessa poco, stimo l'Entella per quello che fa, per l'allenatore che ha, giovane ma molto bravo, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Come ho sempre detto, le partite dipendono molto da noi, dal nostro atteggiamento, dalla nostra voglia, e adesso noi non possiamo più perdere tempo. In avanti Ledo Aroni, vantaggio su Brunori, poi Ampalo vuole tornare al gol dopo 5 gare di digiuno. Nell'Entella Franzoni e Fumagalli alle spalle di De Benedetti, fischio d'inizio alle 15.
Il Catania domani alle 14.30 attende il Latino al Massimino, tante assenze in difesa, pronto Allegretto, in mediana spazio a Corbari. Marco Carli. Il Catania nel suo fortino per tornare a correre davanti anche al suo presidente Pelligra. Al Massimino finora garanzia per la squadra di Toscano, i rossazzurri ricevono il Latina e vogliono rifarsi subito ad una settimana dalla sconfitta di Casarano. Gli etnei si presentano con assenze importanti, soprattutto in difesa. Gherardi, squalificato e infortunato, si sottoporrà a intervento chirurgico per un'ernia discale, lo rivedremo dopo Natale. Out per problemi fisici anche Pieraccini e Martic, oltre ai centrocampisti Aloi e Raimo. Appiedato per un turno Quaini, Toscano non cerca alibi e vuole la vittoria. Ci vuole pazienza, ci vuole determinazione, ci vuole partire subito forti, perché ho detto anche ai ragazzi, c'è un'altra statistica che abbiamo analizzato. Prima il tempo effettivo delle gare era tra i 50 e i 52. Noi abbiamo avuto una partita 37 minuti di tempo effettivo, quindi sono 18 minuti il primo tempo, 18 minuti il secondo tempo. Se non parti subito forte hai perso già metà del vantaggio che puoi avere. Le scelte: in difesa Allegretto, in mediana Corbari, in attacco Lunetta è forte in vantaggio per giocare con Cicerelli, ma ovviamente ci sono Caturano, Rolfini e D'Ausilio che si candidano a dare il loro contributo. Basta che partiamo dal presupposto che il Latina ha battuto il Benevento e ha pareggiato la Salernitana. Partiamo da questo presupposto, quindi partita facile non sarà. Telecolor racconterà la partita con costanti collegamenti con il Massimino, con inizio mezz'ora prima dell'incontro. Al termine della gara le interviste in anteprima. Impegni casalinghi oggi per Trapani e Siracusa, sentiamo Sergio Colosi. Doppio incrocio sull'asse Sicilia-Puglia, si giocano Trapani-Foggia e Siracusa-Altamura. I temi sono la zona play-off e la bassa classifica. Il Trapani del nuovo corso, con Luigi Volume, direttore dell'area tecnica, deve riscattare il KO di Potenza e tornare tra le prime 10. Giochiamo in casa perché giochiamo con una squadra buona, ma che chiaramente ha manifestato difficoltà, è testimone alla classifica appunto che è una squadra in grande difficoltà, e quindi dobbiamo essere bravi e cinici nel portare a casa i 3 punti, e poi da domenica sera cominceremo a pensare alla sfida di Monopoli, anch'essa in casa. Pronti per fine squalifica Benedetti e Di Noia, ma soltanto il secondo partirà dall'inizio. Non convocati Nicoli e Stramaccioni, problemi fisici anche per Kirwan. Foggia in caduta libera, abbandonata al suo destino prima da Delio Rossi e poi dai tifosi. La rescissione con l'attaccante Capanni ha fatto da prologo all'impegno del Siracusa al De Simone contro l'Altamura, squadre divise da 3 punti e operazione a gancio nelle intenzioni degli azzurri, che con 3 successi in 4 giornate hanno lasciato l'ultimo posto, navigano nella zona play-out e sognano la salvezza in attesa di rinforzi. Siracusa in forma, Turati ha riconquistato la tifoseria, disponibili lituani Gudelevicius e Sciapola, parigini per Valente, confermato Ba sulla 3/4. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti un buon sabato e vi lascio adesso al punto.